La Camera di Commercio partecipa attivamente a questo progetto presentato oggi dalla Confcooperative. Perché partecipa e quali sono gli obiettivi da realizzare? La Camera di Commercio è soggetto, come dire, capofila del progetto del Distretto Culturale Nuorese e quindi abbiamo molto a cuore questo tipo di iniziative. Il progetto di Confcooperative si ritaglia perfettamente nei nostri obiettivi. È la realizzazione tangibile, operativa e pratica di una delle nostre scelte strategiche, quelle che fanno parte del piano di fattibilità, e dà dimostrazione di come, e lo vedremo nelle giornate del 10 e dell'11, di come le imprese della cultura possono aggregare, attirare turismo, frequentazione, presenze nei nostri territori, nella nostra città, ma in tutto l'Interland, attraverso il riconoscimento del valore della cultura, che è un tratto fondamentale in generale per tutte quante le popolazioni e per tutte quante le persone, perché la cultura è la base dello sviluppo economico di un paese. Poterlo raccontare all'esterno, poter raccontare la propria storia culturale, diciamo che abbiamo una storia importante, a partire da Grazia Deledda in poi sicuramente, ma anche prima c'è tutta la parte della storia archeologica che sicuramente può essere resa fruibile ai più che possono raggiungere la Sardegna in un periodo normalmente fuori dall'alta stagione e quindi esattamente nell'ambito degli obiettivi che la Regione si è posta nei processi di destagionalizzazione. Il metodo partecipativo è quello che è necessario per il territorio per riunirlo e per portarlo finalmente verso uno sviluppo che sia sostenibile? In realtà è esattamente quello che abbiamo percorso noi in questo periodo di tempo nella realizzazione del nostro piano di fattibilità, perché l'abbiamo fatto interrogando le persone, chiedendogli quale sarebbe stato per loro il percorso ideale nella creazione di un distretto culturale e abbiamo raccolto tutte le loro sollecitazioni che abbiamo aggregato in un piano di fattibilità. Ecco, Confcooperative realizza un modello analogo e lo fa, speriamo, come dire, in linea, anzi sicuramente in linea con la nostra linea strategica, e questo dà dimostrazione di come il distretto culturale non è un soggetto, un contenitore in cui ci si butta dentro, ma è un momento di ragionamento a cui ci si associa con le proprie idee e si realizzano dei progetti. Confcooperative ha recuperato le risorse e realizza un progetto ed è quello che stiamo sollecitando a fare a tutti quanti i nostri aderenti.